Amici bellini, allora facciamo un aggiornamento, perdonate l'orario, ho aspettato il più possibile per cercare di avere più notizie, le notifiche, iscrivetevi al canale Telegram perché sennò non ci siamo, non ricevete le notifiche, voi andate, ma non trovate, non sapete quando c'è. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, benvenuto Daniele Iannino, iscrivetevi al canale perché cerchiamo di fare approfondimento ed è importante in un momento in cui sono talmente poche le notizie vere che leggevo il mattino un'altra volta a parlare di Insigne, cioè Insigne non c'è stata nessuna offerta per il no, non gliel'hanno fatto quando stava a Napoli, che ce la facevano per telefono quando stava in Italia, dai, cioè proprio non ci sono notizie, l'Inter resta alla finestra, lo sappiamo, sarà questo tutto l'anno, ci dobbiamo abbracciare la croce, come sto dicendo da un po', ma comunque accennino alla nazionale che ho intravisto, ho guardato il primo tempo, Insigne ha cominciato anche bene, però ha acciccato un paio di occasioni che ha avuto, Chiesa invece è straordinario, veramente da solo ha mantenuto in piedi l'attacco, ma l'Italia è andata a sbattere contro il catenaccione e hanno fatto un contropiede, l'hanno messa, l'Italia ci deve spiegare, Mancini ci deve spiegare che è successo in Italia-Bulgaria, non è possibile pareggiare con la Bulgaria, che è successo? Scusatemi, Insigne ci deve spiegare. Facciamo anche una nota a margine, Di Lorenzo era in tribuna ma non ha un problema, almeno finora, speriamo bene, semplicemente se l'ho voluto conservare per le prossime partite che ci saranno, e questo non è benissimo perché vuol dire che sarà più stanco, perché se giocherà più in là, e la questione delle nazionali tiene banco in vista della partita con la Juventus, perché sappiamo che Meret prima di 40 giorni non lo rivediamo. Mi arrivavano notizie, mi svegliavo, cioè si è fatta male pure Ospina, ho cercato delle immagini online e non ne ho trovate, ma negli highlights di Bolivia-Colombia che è finita 1-1, tra l'altro Ospina ha subito un gol imparabile, un tiro al volo, la palla che spiove proprio nel set, così imparabile, semplicemente ha avuto uno scontro di gioco da quello che ho letto e non rilanciava più lui con i piedi, faceva rilanciare i difensori, ecco perché c'è stata questa preoccupazione generale da parte dei tifosi del Napoli, però non dovrebbe essere niente di grave. Il solito Ospina la mattina, di mattina, che tiene mal di schiena, che si lancia sempre con coraggio, che si infortuna sempre ad ogni uscita. Quindi non è più una questione di Ospina infortunato, ma sarà semplicemente una questione di tempi, di tempistica, di vedere se ce la facciamo. Addirittura si parlava adesso, e qua mi dovrete dire voi nei commenti, sarà interessante vedere voi cosa ne pensate, si parlava di un aereo privato che potrebbero condividere Ospina e Quadrato per rientrare insieme il più presto possibile. Ora voi nei commenti mi direte, preferireste avere Ospina però con la certezza che poi Quadrato anche giocherà, oppure addirittura farli fare tardi, perdete l'aereo e non avete Ospina ma non avreste neanche Quadrato contro? Sentite i rumori? Perché lo sapete che Quadrato è comunque un punto di riferimento per la Juventus, senza Quadrato non arrivano rifornimenti grossi, o comunque è una pedina importante, quindi Marfella in campo senza Quadrato oppure Ospina e Quadrato in campo? Me lo dite voi nei commenti, io non mi espongo, ma per quanto riguarda Marfella facciamo un aggiornamento importante, perché io feci un errore, dice 18enne, non è assolutamente 18enne, e mi faccio aiutare dall'amico Davide Maranta, osservatore di giovani, osservatore dei portieri, che fa questo per mestiere, quindi approfondimento di Marfella, 3 stagioni tra Vispesaro e Bari, ha fatto 72 presenze in Serie C, non è un ragazzino perché classe 99, 22 anni, il 15 settembre. La scorsa stagione da Bari girone C, segue il girone B, ma non voglio, ovviamente lui ha seguito questa cosa qua. Quindi Marfella, ragazzi, non è proprio alle prime armi, ma non ha manco fatto la Serie B, quindi l'impatto, sai, sono quelle cose, il destino ti mette di fronte un esordio, magari, forse, perché può essere pure che tornano in tempo, Spina ce la fa, ti mette di fronte a un esordio terribile, il peggiore esordio possibile, contro la Juventus direttamente in Serie A da titolare, senza proprio a freddo. Potrebbe anche avere la personalità e l'impatto, dici io non ho paura di niente. Il portiere di solito
è un giocatore particolare che deve avere la testa fuori posto per fare il portiere, per essere determinante. Magari è proprio una sfida per lui, do il massimo del massimo, sono concentrato più che del dovuto proprio perché è la sfida della mia vita, e magari fa il partitone, fa una grande parata, entra in fiducia, eccetera eccetera. Veramente non lo possiamo prevedere. Questo si vedrà più in là se riusciremo a risolvere questa situazione o ci dovremo affidare a Marfella. La questione dello svincolato è stata risolta, non si può fare per una questione di slot, di giovani, eccetera eccetera. L'unica opzione era eventualmente un Sepe, di cui si è parlato anche quest'estate per una questione degli slot, quindi è impossibile anche l'idea di prendere uno svincolato. Si parlava di Mirante, si parlava dell'ex Manchester, non si può fare, proprio tecnicamente non si può fare, quindi bisogna fare di necessità virtù. Resta il rammarico per Contini, lo condivido, lo abbiamo detto dall'inizio, perché comunque Contini ci ha convinto nelle sue uscite d'estate in ritiro, però è andato in prestito, ma si sperava che almeno giocasse. Invece se Contini non sta neanche giocando nel Crotone, è veramente un peccato non aver confermato Contini come terzo portiere. Magari anche lui voleva andare a giocare, ma se poi non gioca era meglio tenerselo. Anche per lui sarebbe stato meglio rimanere nel Napoli, avere il rapporto con Spalletti, conoscere un allenatore più esperto e importante. E comunque era spogliatoio, perché ricordiamoci che Contini fa quella corsa ad abbracciare la partita precedente a quella partita, mamma mia. Insomma, questa è la situazione di Contini. Se non sarà possibile convocare Ospina per l'arrivo in notturna, perché veramente ci sono pochissimo tempo per recuperare, magari fisicamente il portiere non spende tanto, però il viaggio intercontinentale è una bella mazzata, ti trovi, capito, col fuso orario. Io di fuso, buon martedì, di fuso orario io ne capisco, quindi bisogna vedere in che condizione starà. Secondo me si farà di tutto per farlo andare in campo, e quindi Marfella secondo portiere, altrimenti dovremo richiamare anche Idasiak dalla primavera e avere Marfella e Idasiak veramente una situazione di emergenza. C'è da dire in tutta onestà che ci sono molti più sudamericani nella Juventus che si potrebbero trovare, loro addirittura stanno considerando di non averli. Noi stiamo pensando magari riusciamo a recuperarlo, ma loro stanno quasi facendo ipotesi di formazione senza Dybala, senza Danilo. Betancourt mi pare si sia infortunato, quindi sotto questo punto di vista senza Quadrato, insomma loro stanno facendo conto che non ci sono e che quindi sono in emergenza anche loro. Di conseguenza il Napoli dovrebbe approfittarne. Sappiamo che abbiamo altri nazionali in giro per il mondo che giocheranno fino all'ultimo e dobbiamo sperare ovviamente di ritrovarceli in forma. La Nigeria ha giocato oggi e Osimhen non ha segnato, è stato sostituito, non ho potuto vederla quindi non ho idea. In questo momento, tra pochi minuti, come vi parlo, entra in campo Anghissà e cercherò di trovare delle immagini, magari per me è difficilissimo trovare Camerun, Malawi, non so contro chi cacchio giocano. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere Anghissà in campo per i 90 minuti, perché gli highlights sono una cosa, la partita ne è un'altra. Vediamo se qualcuno magari riesce a vederla. In America si vede su ESPN, ma credo che anche lì servono degli abbonamenti. Ma quando abbonamento ma già fa? In conclusione, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto messaggi anche su Instagram, su Facebook, e mi hanno chiesto come stavo. Insomma, la questione che io ho chiamato alluvione, che nei giornali chiamano tornado, insomma veramente è successo di tutto a New York. Io lo avevo accennato, lo ripeto, e grazie per la vostra preoccupazione. Per fortuna mi è andata tutto bene, nel senso che ho dovuto affrontare delle difficoltà non da poco in macchina guidando nei fiumi, perché erano dei fiumi veri e propri, però ce la siamo cavata, ho la macchina alta per fortuna e a casa tutto bene. Altra gente non è stata così fortunata, qualcuno ci ha rimesso la vita, qualcuno ha avuto dei seri danni economici alla casa, insomma gli equipment musicali. Io stesso avevo avuto dei danni nella sala del mio gruppo, però l'importante è essere qui comunque a raccontarlo. La vita ricomincia tranquillamente. Ieri sono andato a suonare, domani andrò a suonare, quindi bene così. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere se avete novità sui nazionali che andranno in campo.
Zielinski pare che sia ancora conservato, non sta giocando, non ho capito se comunque dovrebbe essere nella nazionale ma non in campo, mentre ci sono i vari Elmas, Rachmani eccetera eccetera. Manolas non viene più convocato dalla Grecia, è una cosa strana, però che poi ha girato un video ultimamente postato da poco, Manolas, cioè la Grecia contro il Liechtenstein, un tiro praticamente da centrocampo di Manolas. Nell'editing sembrava che Manolas avesse fatto l'Eurogol, ma quel gol non entrò, traversa e poi non entrò, ma si parla del 2019. Le bufale da New York. Valero Fluido è tutto, l'ho detto. Vi siete dimenticati di lasciare il like, me lo lasciate adesso, oppure volete dire quella cosa e dice sei cambiato, non mi piaci più, non ti sei... Ho letto un commento, mamma mi volevi diventare famoso, vabbè, non ti faccio diventare famoso, non fa niente, non ci mancherai, ciao. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa, così Ci poi sei cliccate arrivato sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.